请坐稳扶好，前方到站圣淘沙家园。Allora ragazzi, oggi è una bellissima giornata, il cielo è pulito, è fantastico e vi porto a fare un giro nella strada principale di Cheyenne, ovvero Jonzier, la via centrale per l'appunto. Noto con piacere che ci sono stati dei cambiamenti, perché prima qui era tutta strada normale, invece ora l'hanno fatta tutta carina, con questa specie di mattonelle molto eleganti. Questa via è veramente lunghissima. È veramente lunghissima e ha traffico limitato. Vedete, in Cina gli uomini portano la borsa alla donna. È una regola importantissima questa, non bisogna mai sbagliare, In teoria da questa parte vendono strumenti musicali, quindi andiamo a vedere un attimo. Proprio qui dove vendono gli strumenti musicali, infatti ora vi faccio vedere. Tagliamo da quella parte e ritorniamo a Jonzier. Mentre qua strumenti musicali. Questo è un ouzien, spero di averlo pronunciato bene, è uno strumento cinese molto antico, tradizionale, molto bello e molto elegante, ma difficilissimo da suonare. Quindi potete benissimo vedere la normalità che c'è qua in Cina, in questa cosa Cheyenne, anche se ci sono alcune parti del paese, piccolissime parti in lockdown, il resto del paese rimane aperto al 100%. Vi dirò di più, sono le 3 del pomeriggio e ci sono circa meno 5, meno 6 gradi. Solitamente questa strada è piena a tappo, ma già oggi c'è un sacco di persone. Allora, questa qui è il primo vicolo dello street food, vi faccio vedere qualcosa ora, l'hanno rinnovato, l'anno scorso non era così. Ora faccio vedere un po'.这是羊肉串，对，一个多少钱？15两一个15。这是什么？芝麻酱？芝麻酱，对。哎我去，要。我觉得。Perfetto, vorrei mangiare qualcosa, ma c'è troppo casino. Vediamo nel secondo vicolo cosa c'è e poi vediamo. Comunque sia, la puntata sullo street food la faremo lo stesso, quindi
cioè l'amore che hanno i cinesi per il cibo è quasi commovente. Però questo ristorante qua è probabilmente il ristorante più buono di ravioli di tutta Cheyenne, nonché il più costoso. Ad esempio a me qua sembra molto Milano, mi ricordano quei palazzi vicino al Duomo come stile. Ovviamente qua è tutto fake, però sì, mi dà questa sensazione. Ok, qui c'è uno Starbucks, vorrei bere un caffè, però Starbucks non mi aggrada molto, preferirei andare da Costa Caffè. Costa Caffè almeno mi mette il caffè nella tazzina, quindi è un po' meglio. Ora siamo entrati nella parte della città che si chiama Dayuechan, ovvero città della gioia, che io chiamerei anche città della luce, come direbbe mio amico Angelo, quindi mi aspetto sempre di trovare qua Thelonious. Allora, qui abbiamo il terzo Starbucks Simba-Ke nel giro di 1 chilometro, poi qua abbiamo Pizza Hut, Bishan-Ke, quindi poi KFC, in cinese Kendeji. Cioè sono tipo 50 nel giro di 20 km. Qua c'è Bershka, Apple Store. Però oggi mi secca un po' entrare dentro i centri commerciali, però i brand maggiori, quelli che abbiamo pure in Italia, si vedono anche fuori. Infatti ad esempio qui abbiamo Zara, e in fondo abbiamo H&M. Tra l'altro questo palazzo blu l'anno scorso, cioè questa costruzione l'anno scorso non c'era, quindi stanno ancora edificando, stanno migliorando. Ho la mano quasi pietrificata, ghiacciata. Ok, Costa Caffè. Allora, diciamo che ho pagato 16 yuan per un ottimo caffè espresso in Cina. Costa Caffè non è mai una delusione, veramente eccezionale. 16 yuan, caffettino tranquillo, è buono. Certo, il prezzo è più caro rispetto all'Italia, ma siamo in Cina. Ok, qui siamo alla fine di Zhongzhie. Qua abbiamo un Lawson aperto da poco. Prima qua c'era invece un negozio che vendeva, diciamo, tecnologia costosa. Lawson è una specie di supermercato giapponese H24 che è molto famoso in Asia. Poi abbiamo KFC, Xiaomi che sta facendo una bella ristrutturazione, e poi qui abbiamo il mio amatissimo Burger King che è anche in Cina eccezionale. Burger King in cinese si chiama Hanbaoan. Comunque sia, ho appena fatto in pratica circa 2 km di strada a traffico limitato, piena di negozi, centri commerciali, luoghi attrattivi. Tra l'altro qua vicino c'è il Gugong. Il Gugong è il palazzo imperiale di Cheyenne, che è un'attrazione turistica molto importante, forse la più importante del Dongbei.
ovviamente capiamo anche la qualità di un paese dal fatto che i tombini sono a livello. Tra l'altro questa è un'offerta incredibile ai Burger King, si chiama Suzientao. In pratica con 25 yuan, circa 3 euro hai nuggets, panino, patatine e Coca-Cola. Tra l'altro qui Burger King ha delle offerte per la colazione, tipo che tu puoi bere un caffè o un panino a 6 yuan, tipo 1 euro. Ora non mi ricordo bene i prezzi del Burger King in Italia, però comunque è molto accessibile pure qua. Allora per oggi il video finisce qui perché comunque inizia a fare un po' di freddo, quindi preferisco tornare a casa. Oggi è domenica, quindi stasera c'è la partita del Palermo, quindi come sempre lasciate un mi piace, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e soprattutto condividetelo. Questo video è importante perché ho fatto vedere un po' di normalità vera e propria. Oggi è domenica, la gente non lavora, esce e va a fare shopping e va a farsi questa bella camminata a Jonzier. Quindi un saluto, ciao.